Che cos'è la guerra per i bambini americani? Per molti un gioco, per altri un incubo, un uomo nero che non fa dormire di notte. Certamente un gioco per i bambini che distrattamente sentono un'eco lontana della guerra soltanto nelle pubblicità e nei cartoni animati. In questo cartone animato, ad esempio, i protagonisti volano su un bombardiere F-17, uno dei velivoli più all'avanguardia fra quelli usati nel Golfo. Questa pubblicità mostra caramelle molto particolari, a forma di cacciabombardiere, ma molti altri bambini hanno detto in varie interviste che hanno paura. Per questo la rete televisiva ABC ha dedicato loro un ampio programma il sabato mattina, stamattina, al posto dei soliti cartoni animati. Il titolo: La guerra nel Golfo, rispondendo alle domande dei bambini sulla guerra. Peter Jennings, il conduttore della principale edizione della ABC News, è rimasto per un'ora in un grande studio a forma di carta geografica, la carta del Golfo, e ha risposto alle domande da una platea di bambini e ad altre domande poste da bambini al telefono. La prima domanda, emblematica: Saddam può bombardare gli Stati Uniti? La risposta, tranquillizzante, da un grafico che mostra quanto sia lontana Chicago da Baghdad. Quando un bambino ha chiesto perché ci sono le manifestazioni per la pace mentre i soldati combattono al fronte, Peter Jennings ha fatto rispondere una studentessa in diretta dalla marcia per la pace in corso a Washington, perché, ha risposto, ci hanno sempre insegnato fin da piccoli, come voi, che quando non si è d'accordo su qualcosa si ha il diritto e il dovere di dirlo e di farlo sapere a tutti. Come si vede, due aspetti diversi degli Stati Uniti. Da una parte un atteggiamento un po' spregiudicato per fini commerciali, nella pubblicità che usa immagini o simboli della guerra, dall'altro una grande attenzione anche per televisione ai problemi e alle paure dei bambini.